Chiudiamo parlando dei fabbri delle pianche. Prima vi racconto cosa sono le pianche per chi non lo sapesse, ovviamente tutti più o meno immagino lo sappiamo, l'abbiamo già visto stamattina nella prima relazione. Erano un polo industriale che sfruttava l'acqua del Mestio. Voi sapete che da circa 1000 anni a questa parte l'energia è sempre stata con le ruote idrauliche. Non c'era l'elettricità, tutto funzionava con le ruote idrauliche. Quindi c'erano mulini, magli, polli, falegnamerie e pestini, pestaorto. Tutto quello che poteva funzionare con ruote idrauliche, e in qualche posto c'erano anche le falegnamerie idrauliche. In particolare, per quanto riguarda proprio le pianche, ha la fortuna, diciamo così, di avere le più antiche documentazioni del nostro territorio come polo industriale, nel senso che i mulini sono documentati dal 1155, che per la nostra zona è come dire dal Paleolitico superiore, per la mancanza cronica di documenti, e i fabbri sono documentati dal 1218, quindi molto in antico. Nel 500, ma li troverete negli atti, noi abbiamo documentato oltre una ventina di fabbri, io e la Silvia, alle pianche, e è continuato poi il lavoro, per cui abbiamo le documentazioni ottocentesche, in particolare quelle che sono i censimenti industriali italiani del 1872 e del 1927, che riportano 6 o 7 industrie meccaniche, perché fa parte delle industrie meccaniche il fabbro. E devo dire che stranamente fra il censimento del 72 e quello del 27, in 55 anni c'era stata una riduzione del 12% dell'industria locale. Stiamo parlando del comune di Colle Umberto, di cui San Martino di Colle è frazione, di cui Pianche sono località. In particolare, fatta le parti generali, diciamo, sono queste, noi questa sera parliamo di due capitoletti, che sono il maglio dei Favero e i coltelli di Rova de Topinet. Cominciamo con i Favero, di cui alcuni sono qua, e mi fa molto piacere questo, perché insomma è un legame fra le cose storiche di cui noi stiamo raccontando e la realtà attuale di questo momento. Favero hanno una bella storia familiare come artigiani. Sono arrivati a San Martino di Colle, cioè alle Pianche, diciamo, nel 1882, quando hanno comprato un maglio, e dal 1882 a adesso siamo a 5 generazioni di fabbri, di cui qui abbiamo gli ultimi, che sono Gianluca e Vittorio, figli di Lucio, ma abbiamo anche Piero Favero, e noi abbiamo utilizzato ormai 30 anni fa Oliviero come informatore, quindi una notevolissima continuità. Sì, che ci ha dato i nomi, e è stato il nostro informatore per tutte le cose. Quindi vedete, sono quasi 150 anni di attività. Prima loro erano al Maglio della Sega di Serravalle dal 1870, ma siccome si chiamano Favero è logico che sono almeno 400 anni che fanno quel mestiere, perché Favero, che vuol dire fabbro, è uno dei cognomi più diffusi in Italia, e anche non solo in Italia, di mestiere, perché è il corrispettivo dell'inglese Smith e del tedesco Schmidt. Allora, questo è, per chi non sapesse che cos'è, è un maglio. Ve lo spiego velocissimamente. A sinistra vedete il fuso del maglio, che in pratica è un tronco. Il tronco ha a un'estremità una ruota idraulica che pesca nell'acqua, che facendo girare il tronco gira anche la cintura del tronco, che è un anello di acciaio con dei denti. Questi sollevano ogni volta il maglio, per cui il maglio può percuotere l'incudine. Adesso vi do tutta, poi
Nel successivo vi do anche tutta la terminologia scientifica dell'attività, perché naturalmente, come adesso usiamo il computer, parliamo e usiamo tutta una nomenclatura inglese, a quel tempo si usava una nomenclatura scientifica. Allora, questo è il maglio idraulico, che poi è stato trasformato, come nel caso di quelli dei Favero, in un maglio a turbina, ma che sempre funzionava a acqua. Andiamo avanti. Ecco, questo è uno dei magli che esistevano alle Pianche, poi voi troverete negli atti ovviamente anche le didascalie delle delle fotografie. Mi sembra che questo sia il maglio dei Salamon, sempre in zona di San Martino di Colomberto. Lo vedete proprio com'era quando l'abbiamo fotografato noi. Sì, già abbandonato. Sì, già abbandonato. In particolare questa è la testa del maglio, questo è il battente, cioè il martello vero e proprio. Il martello è amovibile, quindi si può tranquillamente sfilarlo e sostituirlo con un altro attrezzo. Sotto c'è l'incudine che si chiama in termine tecnico TAS, è la terminologia scientifica inglese dell'epoca. Andiamo avanti. Questa è la ruota idraulica, terminologia scientifica rosta. Questa in particolare è la rosta di Pinette, e l'abbiamo fotografata nel 2001, naturalmente non funzionava più. L'ultima rosta che potete vedere è quello del Mulino Bottoli, che è stato restaurato abbastanza recentemente. Qui è solo per far vedere. Andiamo avanti. Ecco, questa è tratta da un vecchissimo studio di 30 anni fa nostro, tutta la produzione o quasi tutta la produzione del maglio dei Favero. Come vedete sono tutti attrezzi agricoli da scavo, agricoli e non solo agricoli, perché tutto quello che riguarda il badile impresa, badile pasian, badile SIP e i badili stradini sono tutti anche per altre attività non strettamente legate all'agricoltura. Tenete presente una cosa, questo maglio e questa famiglia smerciavano i loro prodotti, diciamo, a nord fra Feltre e Maniago e a sud fra Treviso e la zona di Jesolo, Caorle, dove avevano tutta una serie di orticoltori che utilizzava i loro prodotti. Queste cose noi le abbiamo già scritte 30 anni fa e quindi non stiamo neanche più a parlarne adesso. Noi adesso vi parliamo di come facevano a trovare il materiale e come facevano a fare questi, che l'altra volta non abbiamo scritto. Allora, andiamo avanti. Eccoci qua. Allora, tutto il materiale era da rotaie ferroviarie, in dialetto Sina, e le Sine venivano comprate verso la fine dell'attività, cioè negli anni 70-80, dove lo Stato le vendeva, quindi o a Butrio, provincia di Udine, oppure in Val Camonica, in provincia di Brescia. Veniva portata la Sina alle Pianche e i Favero utilizzavano circa 900 quintali all'anno di Sine. Ecco, per quanto riguarda fare il badile, veniva utilizzata, ecco, lo vedete, solo il ritto della Sina, cioè la parte verticale, che è un pochino più sottile, e quindi veniva, diciamo così, segnata da tutte e due le parti, prima con lo scalpello e poi tagliata col maglio, e se ne aveva una barretta, eccola qua, una piastra di ferro, lunga circa 20 cm, larga 7 e per un'altezza di circa 1,5 cm. Questa è la base per costruire un badile o qualsiasi attrezzo, che loro avevano una grande specialità in questi attrezzi. Ecco,
Dalla piastra, diciamo così, di Sina veniva ricavato per percussione un piccolo segmento, e questa azione si chiama ciappar la doia. Non è inglese. Comunque, la doia, tanto per intendersi, è un termine tecnico dialettale, è quello che in italiano viene chiamato il bocciolo della vanga, cioè l'anello che permette l'inserimento del manico e quindi di poterla utilizzare. Quindi, come primo atto, eccoci qua, si ciappa la doia, che non ha ancora le caratteristiche della doia, ma è il segmento che possiamo utilizzare. Successivamente si passa al secondo, che è slungare la pala. Cioè abbiamo, avete visto, un'altezza di 20 cm, bisogna portare all'altezza necessaria per avere il prodotto finito, quindi molto più lunga, diciamo. Il successivo è scartare la pala, che non vuol dire prenderla e buttarla via, no, vuol dire allargarla, cioè si allarga col maglio, perché scartare in questo diciamo tipologia terminologica vuol dire allargare. Allora si scarta la pala, eccola qua, e si ottiene una superficie sufficiente per poter sagomarla. Ecco, qui nel frattempo si è slungata la doia, quindi si è allungata, e si scarta anche la doia per allargarla un pochettino. Il successivo è stampare la pala, che non è stampare come un libro, è mettere la pala su uno stampo, percuoterla con la mazzetta, con la mazza e successivamente col maglio, secondo, diciamo, quello che è il disegno dell'attrezzo che andiamo a fare. Successivamente, eccolo qua, viene tagliata tutta la parte periferica, sempre segnata con lo scalpello, poi tagliata la parte periferica, che viene poi molata per togliere il fil mort che va asportato, e per finire abbiamo quindi la pala vera e propria, che è questa, e per finire la doia viene sagomata, quindi viene allungata, viene fatto un forellino per ogni lato della doia, viene piegata su se stessa e diventa un anello. Eccolo qui, non lo vedete più perché è diventato un anello. Dentro in quell'anello viene inserito il manico poi viene fermato con un chiodo, diciamo così, e questo, la terminologia è imbrocchettare la pala. A questo punto l'attrezzo è a posto, è finito e si può tranquillamente vendere. Ora, i Favero, all'apice della produzione, diciamo anni 70-80, i tre fratelli Favero avevano una capacità giornaliera di produrre dai 150 ai 200 elementi di badile o di pala. Il numero è variabile perché ci sono certi tipi di pala che abbisognavano di un tempo più lungo e certi che erano più semplici da fare. Questa è tutta la terminologia scientifica e tutto il lavoro che va a fare un badile. Erano in tre più un operaio. Sì, cioè erano tre fratelli più un operaio. E poi è arrivata la produzione, diciamo così, industriale, che stampa molto più velocemente di quanto poteva fare una industria familiare, e poi c'è stato anche il calo delle richieste, perché a un certo punto anche l'agricoltura si è meccanizzata e tutto quello che si faceva a mano, anche su piccole superfici, poteva essere fatto da trattorini, frese e tutto il resto. Ecco. Questa è mi sembra che questa era tutta la storia molto velocemente, ma troverete il più con tutti i nomi e anche la discendenza sull'articolo, per quanto riguarda questo maglio della famiglia Favero, che, ringraziando il cielo, continua ancora, naturalmente diversa, la sua attività. Adesso passiamo al capitoletto successivo, che è l'attività di Stanislao Rova, detto Pinetti.
Il nostro Stanislao Rova è figlio, nipote e bisnipote di Fabri delle Bianche. Anche per lui quindi sono 4 generazioni di lavoro, e lui aveva cominciato quando andava a scuola con suo nonno, poi con suo papà. In particolare questo è il piccolo maglio che utilizzava lui, e il maglio è molto più piccolo rispetto a quello dei Favero, perché lui si dedicava, era specializzato nella produzione specialmente di coltelleria o comunque di piccoli attrezzi. Il nostro Stanislao Rova aveva imparato con suo nonno, poi aveva fatto il militare come alpino, quindi provvedeva alla ferratura dei muli, dopodiché era stato in Germania durante la seconda guerra mondiale e lì ha cominciato a lavorare, sempre come al fabbro, con il materiale che poi lo avrà accompagnato per tutta la vita, cioè con le balestre dei carri ferroviari bombardati. Era un ottimo acciaio e con questo lui ha imparato a utilizzarlo in Germania e poi ha lavorato per tutto il resto della vita. Possiamo andare avanti? Ecco, questi sono alcuni degli attrezzi che era in grado di produrre Rova, e sopra abbiamo in italiano coltelli a petto, in dialetto far da sé poi. E sotto in basso abbiamo in italiano le fiocine, in dialetto le frossene, che erano la cosa più complessa da fare, perché bisognavano di 2 persone, perché bisognava saldare, quindi lavorare in sinergia e saldare gli arpioncini della fiocina. Le fiocine poi venivano vendute nella bassa perché li andavano a rane. L'ultimo che vedete qui, di questa strana cosa, è un sgranatore di pannocchie, in dialetto gratin da biava. Andiamo avanti. Ecco, questo è il grosso della sua produzione, sono roncole, quasi tutte roncole, e in particolare alcune sono roncole del tipo valcamonica, che produce, no, le roncole in dialetto Cortel-Stort. Le britole sono queste e sono il coltello serramanico, questa sì, quella sembra una sesola, ma non sono tanto sicuro che lo sia, perché è molto lunga come manico, diciamo. Sì, poca roba ormai. Perché quando l'abbiamo conosciuto noi, il Pinet era del 1910, noi siamo andati a fare la ricerca, diciamo, l'inchiesta nel 2001, quindi aveva 91 anni, aveva smesso l'attività l'anno precedente, cioè nel 2000, cioè a 90 anni, quando aveva fatto delle forniture per i boscaioli del Cansiglio, gli aveva fatto zappini, sciare e pugni, tanto per parlare in inglese. Adesso andiamo avanti. Ecco, qui questa è la britola, prodotta da lui, e lui faceva tutto, quindi non solo le parti metalliche ma anche le parti in legno. Allora cominciamo sopra, c'è la britola scomposta. Per quanto riguarda il manico, che è questo, veniva utilizzato legno di carpino o legno di corniolo, che sono legni molto molto duri. Lui li sagomava, dopodiché venivano passati con la raspa per lisciare un po', e poi venivano finiti col vetro, cioè con una scheggia di vetro. Dopodiché il manico veniva immerso in un bagno di ortiche e celidonia. La celidonia è un'erba che su tutti i muri ce l'avete, è un'erba che spezzandola dà un lattice giallo, la conoscete tutti perché la vedete, sì. E questo
sia le ortiche che danno un colore marrone in acqua, sia la celidonia che lo dà giallo, servivano per colorare i manici, per dargli un particolare colore e una particolare brillantezza. Dopodiché veniva fatta la molla, che è quello, in dialetto ovviamente, susta, che viene inserita e serve per dare elasticità e possibilità di movimento, sì, al coltello quando si apre. Lui poi faceva la lama, sempre rigorosamente da balestre ferroviarie, La lama è provvista qui in fondo di un dentino, in dialetto saltarel, il quale dentino, che è questo, va a inserirsi in quel foro lì della susta e permette il fermo del coltello a serramanico, che così non si può piegare. Sotto avete un coltello a serramanico montato, però non ancora chiuso, vedete ci sono degli spinotti metallici che lo tengono fermo, ma serve per illustrare com'è, e non è finita neanche la lama, perché questi sono gli ultimi rimasugli di quello che aveva lui. Per finire, questa è la britola montata, chiusa, che si può mettere in tasca, che è stata per secoli, diciamo pure, il coltello che tutti noi abbiamo, e tutti loro hanno tenuto in tasca. Devo dire una cosa, sembra una cosa nostra e tutti noi le abbiamo viste, però il nome deriva dallo sloveno britva, quindi vuol dire che questo tipo particolare di coltello viene come forma e come nome anche dalla Slovenia, e se lo sono portati qua, non so, forse 200 anni fa. Sembra che non ce n'è. No. Ecco, noi abbiamo fatto questo breve saggio, io e Betty. Adesso non so se Betty vuol dire qualche cosa. Allora, io volevo dire che adesso questa britola qui, questa che è completa, quella che è smontata, sono gli ultimi pezzi che la moglie, quel giorno lì, perché lui era con la testa un po' non più giusta, e mi ha dato tutto quello che aveva, il resto, eccetera. Quindi è una britola che io ce l'ho nella mia collezione di coltelli vari che ho, e sono contento di questo. Tornando ai Favero, vorrei ringraziare Lucio e Piero, che sono venuti, più il figlio anche di Lucio, che gli avevo detto di venire qui davanti perché sono gli ultimi Fabri sono, e quindi poi non ne trovate di altri, e va bene. Con Oliviero, che sarebbe il più vecchio dei tre, queste cose qui le abbiamo fatte appunto 30 anni fa più, e quando lui faceva ancora parte degli artigiani, eccetera, che gli artigiani poi facevano la mostra del ferro battuto, eccetera. Quindi è un rapporto che va da quegli anni lì. Scusate, ma sono un po' in crisi con la gola da 3-4 giorni. Ringrazio, se i fratelli vogliono alzarsi in piedi un momento. Eccoli qui. Allora, quello più alto è il figlio di Lucio, che continua l'attività col Maglio. Però Lucio mi diceva prima che lui lavora ancora, è del 43 lui lavora ancora perché ha la passione dentro, sente nelle mani che lui deve picchiare il ferro, però manca l'arte, perché per fare tutti i badili, le pale, i coltelli, tutto quello che facevano è un'arte. Io ce l'ho un badile fatto da loro che, mettendolo nel terreno, basta appoggiare sopra il piede, penetra da solo nel terreno. Perché? Perché la parte sotto è più sottile, quella sopra è più grossa, è più pesante,
è una meraviglia. Vabbè, comunque io li ringrazio ancora tutti e tre. Il figlio adesso è con il fratello, continua, però fanno una produzione dei particolari per rinviere eccetera, cioè collaborano con altri e così, cioè la parte artistica non c'è più. Questo è il destino un po' di tutta l'Italia, perché a parte queste cose qui la parte artistica non si vede più ormai. Ma ho finito perché sento che c'è la gola che grava. Noi avremmo anche chiuso, c'è una domanda laggiù. Volevo dire che del Pinet, tramite l'archivio diocesano, ho regalato al museo la coppia Errazzot col Gallo del Pinet. È qualcosa di fantastico. Cioè una scultura in ferro. Spero che la sia esposta in museo, per me la consigliamo. Ringraziamo anche per questa testimonianza inedita del nostro Gigio Fabris.